I tuoi orecchi sono attenti a questa nostra voce, che non deve essere una voce giudicante, oggi e sempre, ma deve essere una voce implorante. È un invito alla comprensione, al silenzio e all'ascolto di fronte a una tragedia che non si può comprendere, quello che il celebrante rivolge a chi ha voluto esserci per l'ultimo tratto terreno di Antonio Schiocchet e Aurelio Monestier, con le sue parole raccontate anche nel linguaggio dei sordomuti. Quello che è accaduto rimane, ma le loro esequie vengono celebrate assieme. Le salme di madre e figlio sono l'una accanto all'altra. Il sagrato della chiesa di Mel, nell'attenderli, era avvolto in una nebbia leggera che sembrava custodire il silenzioso dolore di tutti. Al loro arrivo li ha baciati il sole di una mattinata divenuta improvvisamente quasi primaverile. La comunità si è stretta intorno alla sorella, la moglie, i figli. Le loro lacrime sono rimaste private, come il loro dolore, di fronte al quale ci può essere solo silenzio e rispetto, e per chi ha il dono della fede, la speranza. Affidiamo a voi, Santissima Trinità, l'anima di Attilio e l'anima di Antonietta, il loro vissuto, le loro esperienze. Sia lodato Gesù Cristo.